Buongiorno ragazzi, sempre misteri su misteri, stavolta un altro mistero. Stavolta un oggetto 100 volte più grande della nostra famosa Terra è stato registrato vicino al Sole, quindi un'anomalia davvero pazzesca. In effetti di oggetti se ne vedono tanti vicino al Sole, però questo qua ha destato un po' più di non preoccupazione ma di stupore, perché è molto grande. In effetti, ragazzi, 100 volte la nostra Terra è proprio abbastanza grande. Di certo, vicino al Sole, e diciamo non è nulla, però diciamo rispetto a noi della Terra è tanto. Quindi in effetti sono stati tanti gli oggetti che si sono visti vicino al Sole in questi giorni, però cose piccole, però questa qua era proprio una grande cosa in effetti, quindi si presuppone che questi oggetti che riflettono sono tipo astronavi, principalmente secondo gli astronomi sotto controllo intelligente, anche perché la cosa più strana è che questi oggetti, ragazzi, pur stando vicino al Sole, non prendono fuoco, non subiscono variazioni e nulla, quindi qualcosa di grande che sta vicino al Sole può essere fatto di qualsiasi materiale che noi conosciamo qui, perlomeno sulla Terra, ragazzi, per causa effetto dovrebbe bruciare. Lì vicino al Sole ci sono milioni e milioni di gradi, quindi qualsiasi oggetto che si avvicina, ragazzi, è un casino. Invece no, questo oggetto è stato lì fermo ed è stato fotografato, ragazzi, non da me oppure da qualche, diciamo, è stato ripreso dalla sonda satellitare Stereo AR C0R2, quindi diciamo da una sonda satellitare. È stata ripresa da Hubble, quindi in effetti non è che l'ho ripresa io. In effetti questa qui è una foto che è stata presa poi casualmente dalla NASA, è stata pubblicata. In effetti i dati vengono trasmessi da SOO e dalla sonda SOO poi arrivano sul portale della NASA, quindi in effetti forse non hanno avuto il tempo di cancellarla. Comunque chi l'ha subito presa ha visto che ci stava questa grossa anomalia, quindi ci stava una cosa grande davanti al Sole, questo è poco ma sicuro. Quindi giustamente la NASA hanno detto forse non andava bene la registrazione, sa, le solite cose. In effetti è capitato due o tre volte, quindi non è che ogni volta che si vede qualche cosa vicino al Sole, dicono ogni volta che i pixel non vanno bene, forse c'è stata un'anomalia e queste cose così. Quindi in effetti molte persone credono che questa cosa grande che sia stata vista vicino al Sole sia una nave aliena, quindi la NASA, come sempre, ragazzi, tace su tutto e su questo non cambia nulla. In effetti, se vi ricordate, ragazzi, i nostri amici, se vi ricordate, quei ragazzi famosi dell'osservatorio che sono miei amici, hanno avuto i radar rotti, se vi ricordate, ragazzi. Quindi ancora i ragazzi non sanno nulla che cosa è successo, però adesso mettendo questa teoria avanti che nei giorni scorsi c'è stato un grande UFO vicino al Sole, possiamo anche dire che sia stata questa grande, diciamo, sto grande UFO che ha fatto sì che i radar andassero in frantumi in effetti, quindi ci potrebbe anche stare questa teoria in effetti, anche perché i ragazzi, come ripeto, non hanno trovato nessuna spiegazione, quindi questa la vedo quasi la spiegazione a quello che è successo in effetti, quindi in effetti anche questi terremoti che si stanno succedendo in questi giorni, 6.5, ciao Luana, buona giornata. Quindi diciamo che è un casino ragazzi, comunque sono solo ipotesi, quindi non possiamo dire è vero oppure no, quindi il mistero comunque rimane. Comunque fatto sta che negli ultimi giorni ci sono state fatte foto dalla sonda SOO
che immortalano oggetti giganti vicino al Sole. Uno era addirittura 100 volte la Terra, quindi un grosso, forse una nave aliena madre. In effetti non sono UFO piccolini, a parte poi tutti gli avvistamenti piccolini, ma questa vicino al Sole, ma questa era quella lì più grande, cioè aveva una massa 100 volte la Terra, quindi a parte tutti gli UFO piccolini che si vedono davanti al Sole, però questa qua era proprio immensa, quindi si pensa che di certo non poteva essere un pianeta, ragazzi, quindi partiamo che stava lì e poi è andata via, quindi è stato per 2 o 3 ore e poi se n'è andata, quindi non era una cosa ferma, oppure una cometa, la cometa cammina, invece là è stata ferma. Giustamente la NASA ha detto che è un problema di pixel, quindi sì, è uscito così. Direttamente dalla Scienze News NASA. In effetti il testo è in inglese, quindi l'ho dovuto solo tradurre in effetti. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi sempre complottismi, sempre diciamo notizie che comunque io la maggior parte queste qua astronomiche di scienze le prendo sempre purtroppo fuori dall'Italia perché qua in Italia di notizie non ne arrivano proprio, quindi la maggior parte delle notizie più interessanti, sì, sì, eh, arrivano direttamente da fonti esterne. In Italia purtroppo non arriva, sì, sì, non arriva proprio nulla. Quindi vi auguro buon proseguimento di giornata e ci sentiamo ragazzi. Ciao a tutti.